perché c'era la pesca e il merletto. Dunque, le donne dovevano lavorare, la mamma, la moglie aiutava con il merletto e la mia mamma ha sempre lavorato tanto, ho sempre sentito parlare della nonna e così via, insomma. Quando ho avuto i figli grandi sono venuta a impararlo bene, perché un conto è impararlo così perché si vede, un conto c'erano ancora delle persone molto anziane che ce l'hanno date tutto quello che sapevano e ho appreso abbastanza, insomma, ecco, che sono diventata maestra anch'io, perché anch'io insegno adesso. Per lavorare serve un ago, 3 tipi di filo e la preparazione del merletto a 7 passaggi. Il disegno, l'orditura, l'aghipur, il punto Venezia, il punto Burano, che sarebbe la rete, il rilievo, il punto K e il punto K è l'ultimo con la smerlatura, si dice, perché questa fa parte alla smerlatura. Ogni persona si specializzava in un punto. Per esempio io faccio il primo punto perché mi piace, io l'ho fatto tutto, ma quando si è cominciato una faceva il primo punto, che sarebbe la base del lavoro, che si chiama la Ghipur. Poi un'altra ci aggiungeva il tul, che sarebbe questo, un'altra faceva le barrette, che sarebbe questo, il punto Venezia, questo, e tutto punto Venezia. Poi una faceva il rilievo e l'altra faceva la smerlatura, che sarebbe queste, perché facendo sempre quel punto si acquista velocità e perfezione. Questa non ha il rilievo, questa c'è il rilievo e anche la smerlatura. Per questo lavoro che si è finito manca una smerlatura e il rilievo qua. Poi quando è finito però diventa indistruttibile. Dura proprio negli anni, si rompe la stoffa ma non si rompe il nostro merletto. E soprattutto se una persona è brava si può anche aggiustare. Di nuovo c'è soltanto che adesso lo si fa anche con il colorato. E specialmente se si aggiunge dei fili dorati, diciamo, ecco, è ancora più complicato perché questo lavoro non sarebbe adatto, perché si sfila, si rompe facilmente e noi facciamo praticamente tutti piccolissimi nodini, passaggi che con i fili d'argento o di oro è difficilissimo perché si rompe continuamente.